Ah, buonasera a tutti amici da Napuriello 87 e Forza Napolese. Che a fianco a me c'ho un ospite questa sera, un ospite che striscia bianco e nero, mannaggia, Zebrot. E buonasera a tutti da Zebrot, da Napuriello Zebrot. E magnata volamone. Vai, parla. Munnez. Ma fa mocca Zebrot. Allora voglio parliamo della partita della Juventus di ieri sera, o derby tra Torino Juventus. Magnati a mocca il limone. Allora, la Juventus ha vinto 1-0, ma ha vinto 1-0, ma ci stava un rigore quando è una casa po' Torino che non ce l'hanno data. De Knight, come ho detto nella seccia, ha giocato a doveva pallavolo. tagliarsi i bracci con la motosega. Ha giocato a pallavolo un'altra volta, lui poi gioca, sta bene nella pallavolo. Sapete come si chiama? Che era la pallavolo, come si dice? Volley. Ci sto un cartone animato. Volley. No, Mila e Shino, The Light. Pallavolo. The Light è il cuore della pallavolo. Lui può giocare. Sempre così. Infatti è sempre così, però stavolta non ci hanno dato il rigore. Non è proprio sempre così. Quando invece il Napoli ha 2 rigori contro la Roma, a Juventus, gli hanno dato un rigore a Torino. No, comunque la Juventus diciamo che ha fatto una grande partita, in posto di bugie ha giocato bene. Anche Gallo Belotti. Anche Torino comunque faceva ha fatto una buona partita. Anche il Torino ha fatto una buona partita, però abbiamo visto che la Juventus è superiore, c'ha la panchina, è quello che ti fa vincere il campionato, c'ha 2 squadre la Juventus. Il Napoli purtroppo questo non ce l'ha, non c'ha 2 squadre, dobbiamo essere obiettivi, e si è visto contro la Roma che abbiamo faticato, e questo è, cioè la Juventus pure diciamo un po' rubando quel rigorino che ci poteva stare, però tutto sommato se andiamo a vedere il contesto della partita la Juventus ha meritato di vincerla, però se ci davi il rigore la pareggiava, è quello. Ma io il rigore non ce l'hanno dato perché è bianco e nero, è così, ci vuole l'azzurro, Maremma Hane. Ora vi passo lo Rubendino che vi vuole dire la sua. Vai, dici. Buonanotte a tutte. Buonanotte a tutte, e l'importante che è? Bianconeri, sulla Cerpi, Forza e Forza Juve! Mario! Ma che cazzo è Mario? Rubendino, è bagnato tutto qua! Sono tutti i rigori che tu fai! Figlia degli eroi! Abbiamo il cuore a strisce. Quando vai? Un din al ladrone! A rubare 3-4 rigori! Tue conquiste. Quando ricorderai sono 4-5 partite che te l'hai fumare rigore e poi non vedrai fare di te la donna più ladra che sei. Storia di un grande amore! E tutti gli anni rubi campionati perché Rubendino tu sei. Ciao Aiu. Ciao Aglio! Comunque Rubendino ha rubato pure quest'anno. E che me ne fotte? Quanti scudette sta rubando la Juve? Mannaggia la miseria. Cioè De Light sta bene con la Juventus perché tocca di mano, non gli danno i rigori, è proprio, ci sta proprio bene perché la maglia è un A mocca il limone, a mocca il limone! Comunque niente, voglio, ci abbiamo fatto 4 risate. E facciamo 4 risate, voglio! Ci abbiamo fatto 4 risate, un Napoli. Ah, Un Napoli sappiamo che ora sta attraversando un momento difficile, comunque come vi ho detto la partita ci poteva stare un pareggio se gli davano il rigore, è finito così, mettiamoci l'anima in pace, la Juve vince nata avuto un campionato e un Napoli, se arriviamo quarti c'è tanto quest'anno.
Niente, voglio un saluto da Napoli 87 e un E Ozebrot. e sempre forza Napolese E forza Juventus. Papà mu.